Benvenuti a tutti, siamo qui per entrare la nostra dente a Falcade, alla posa con Fabiana. Ciao. Ti ringrazio intanto per essere stata disponibile e per aver dato insomma un fiato del tuo tempo. Se te vuoi magari che spiegare insomma a tutti che ne vede, che ascolta, che è la vostra attività e sì, che fai qua insomma. Allora, sto posto qua è nato tanti anni fa, adesso non mi ricordo di preciso perché era un'altra gestione come pesca sportiva. Dall'anno passato siamo entrati noi e come pesca sportiva al momento siamo fermi. Le ancora le trote e le varie specie inte, però la pesca al momento è ferma. Però il datore del lavoro la passione dei cavalli e quindi diciamo che si andrio a far partire giri con la carrozza l'estate e con la slitta d'inverno. E nia dopo un po' di bestioline qua i bocce e si gode a venire a vedere a un iconici, a un le pitte, a un le ocche, a un le anere, a un incinde tutto. Quasi Allora, come un zoo. avevi cercato allora la mette insieme al bar, alla struttura insomma al bar, anche a Valca de Pin insomma. Esatto, perché come bar diciamo che le anche ancin fuori via e la gente diciamo che non è cioè questo non è un locale chic oppure dove che si è seccata a bere l'aperitivo o cosita, più che altro le per famiglie. Sì, senza togliere né a nessun altri, però i vengono appositamente perché le bestiole che danno da mangiare, che danno ai popi il mangime, dai pesci, che danno il mangime per i conici, e insomma i se gode così. E allora avevi cercato insomma da accettare una roba nuova sia per l'estate che per l'inverno. Esatto, dopo di che a un i cavalli che i ventacai sulla slitta anche quest'inverno gli ha fatto insomma gente quando che le gente dicono che se la ora anche a Valk però la stagione qua l'hai cortissima sì. sia l'inverno che l'estate perché d'inverno se le chichin di a Nadal de boom e non ti sapi dove metterla dentro. Sì. Ecco. Come piace, Ecco. per tutti insomma i Ecco. paesi E di sta insomma con sta scusa qua cercando di avvicinare ancora in Cindepi invece che solo che non so anche solo nel parco giochi invece che solo che giochi avvicinare ancora i popi perché diciamo che i nostri conoscono anche ancora quasi le bestie le vacche, che le robe là, e la gente invece da fuori non gli ha neanche quasi mai visto una vacca o un cavallo e qua è una zona dove che i mettono di sta pascolanca, i polveni, vedeli e... No, manca perché è una roba proprio che i cerca anche chi che viene Sì. dalle città Sì. grandi che le vera che noi sa neanche quasi come che le fa Sì, sì. un cavallo, Sì. una vaccia sì. Ecco, e così. E come sì, di sicuro che come attività insomma una suda che ha delle robe nuove ogni anno, ma insomma ero delle difficoltà che magari c'è te per anche organizzare o per Diciamo mettere che le insieme. delle difficoltà grosse, molto grosse, perché qua sono attrezzati poco, diciamo così. Dopodiché dei divieti che mi non voleria sempre descorrere dalla parte di là, però per esempio qua il sabato e la domenica in strada non si poteva dire ai cavalli con la carrozza. Che le idee che magari Che le di che te può dare sì. lavorare in CNDP la partenza era qua e si fa il giro della piana si attraversa la pista a fondo in due toc e quindi anche a chi che va a fondo insomma i podari si lamenta ma insomma allora là va bene e su una statale no perché si crea traffico invece il traffico lei stesso perché le macchine le vai due all'ora quindi anche con una carrozza ti può dare e le dei divieti anche là. Dopo, qua il pioff quasi sempre, anche ancora il pioff fissa, allora se ti fa fatica veramente perché qua a parte come ti dice o vende un'ombra o una birra che magari passa a 3 persone, se è una bella giornata te può far girare la gente, la gente si muove e gira con i cavalli e così e se no te stai qua da sola tutto il giorno, aspetta che viene sera. Sì, che sleve,
sì, le fiache che si vede, sì, in generale in tipo paesi di montagna, Sì. quindi sì, purtroppo, però insomma già una roba bella quella che propone Valk comunque di diverso e Valk de nuovo perché insomma Sicuramente. Mi hai visto anche rispetto all'anno passato, insomma l'anno passato un tacca alla fine di giugno perché è stato il locale alla fine di giugno e un tacca così un po' velocemente, dopo un po' alla volta le arriva qualche animale, sa una scorta che con gli animali la gente la vende più e bon, e sto anno invece sto anno le già 2 o 3 idee ben beh, però insomma precise che ne venga fatto sì, diciamo sì, diciamo che se il tempo l'aiuta si può fare tante belle beh robe. insomma ecco. noi ve l'auguriamo di continuare sempre meglio Spero. così. Allora on descurest con Fabiana delle bestie che le vengono usate per le attività legate al turismo, fa divertire i boci, le famiglie, ma le bestie le vengono durate ancora anche proprio per vive e come che allora le venia durate una volta per le allevare, per avere i prodotti di sì, dell'allevamento delle bestie. Qua con noi avon il signor Carlo che ha appunto un fiol che ha fede, come Sì. me conteade. E lo cambia come da una volta a portare in avanti attività che al di in cui la ven sempre di più la sala perde. Beh, ad ogni modo, una volta io aveva sì, tanta più miseria e meno sostegno e tutto quanto. Anche fuori sui pascoli adesso io ho la possibilità di avere, non so, un camper o roba così da si mette a sosta. Lei è una grande passione che l'ha vista nei fiori, perché sì, non tutti i ciabaidi a fare che lavoro là, perché sì, dalla mattina alla sera sempre sotto al tempo, al freddo, temporali e tutto quanto. Una volta si accontentava anche di poco, adesso purtroppo anche chi che non ha la possibilità di avere una stalla o poter adoperare i prodotti, il latte, sì, fare formaggi o roba così, praticamente vive solo sulla carne che vende, insomma, ecco, dalla bestia viva e basta. Ma quanto è bestialo? Ma adesso ultimamente che l'aveva sulle 800-900. Sì. Però le che vuole manca un bel impegno per Beh, mantenere. sì, le che vuole il suo impegno e dopo praticamente viene qua a Montegà, qua nel Bellunese e dopo l'autunno tardi e arriva giù fino a Venezia praticamente. Sempre praticamente un andare E venire. sì. Interessi le su chi 4 agnelli che il pol vende chi do tra i cauretti, che feda e roba così, sì, non è che sia questi grandi progressi, perché per esempio una volta i ci voleva sulla lana Sì. e adesso noi l'accetta più, noi le vogliamo capire, perché se non è in gran volume non le ci neanche più. E praticamente si arrangia a tosarla e tutto quanto, si le fede là, si arrangia e così poi spara in franco. E dopo come interessi gli miseri perché se dipende trasporti, gasolio e qua e là, col camion, le jeep e tutto quanto e spese, la passione, sono d'accordo, la passione è tanta, altro che dopo bisogna pensare anche a una famiglia che sta a casa perché se dite sempre via a casa non ti mai, anche se ti fiole così, non ti gode né uno né l'altro, insomma, ecco. Non è facile. È come essere in eremita, insomma, praticamente. Per pochi, anzi per parecchi mesi all'anno, sì. Beh, sempre perché sì, non si ferma mai. Noi allora, vi ringraziamo intanto sì, per tutte queste robe che ne avete detto, proprio di esperienza diretta, se non la chiama così. Ringraziamo anche a Fabiana per anche le robe insomma nuove che l'hanno detta e vi ringraziamo anche a voi che ne avete parlato, insomma. Grazie a tutti.